C'è un'altra bella realtà calcistica a Favara oltre la Pro Favara, si chiama Favara Academy, è una società con una squadra che milita nel campionato di terza categoria nel girone provinciale di Agrigento, una società composta da favaresi e con giocatori per la maggior parte di Favara. Dicevamo una bella realtà che è partita in sordina e nel corso del campionato ha guadagnato punti su punti, arrivando anche alla quarta posizione e nel girone di ritorno addirittura vincendo 10 partite consecutive. Anche nella gara di oggi contro il San Biagio Platani è arrivata la vittoria con grande soddisfazione di tutti, anche perché questo consolida la posizione e permetterà sicuramente di fare i playoff. Ma sentiamo i protagonisti della gara. Mister Cinquemani, la 10ª partita di fila vinta da questa Favara Academy, una bella soddisfazione. Sì, è una bella soddisfazione, anche se devo dire che i miei ragazzi hanno messo l'anima dentro il campo e abbiamo ottenuto la 10ª vittoria consecutiva in questo campionato, che ci proietta ancora di più alle zone alte del campionato. Certo, non è più facile vincere il campionato direttamente, ma possiamo bensì puntare a fare playoff in casa. Ringrazio i miei ragazzi perché sono splendidi, oltre ad essere dei grandi giocatori sono anche uomini. Lo hanno dimostrato in questo campionato. Mi dispiace solo che pecchiamo un attimino di inesperienza, che a fine gara, quando una partita finisce, è giusto andare dentro lo spogliatoio e non dare adito a certe situazioni che non ci competono, non ci interessano. Che campionato è stato e soprattutto che bella realtà è Favara Academy? Favara Academy nasce da 3-4 amici che poi siamo diventati 5, dove abbiamo messo passione, impegno e adesso stanno arrivando i risultati, dai, perché alla fine quando c'è il buon lavoro e la giusta organizzazione è giusto che ci prendiamo le soddisfazioni e questo sta arrivando. Volete fare il salto di categoria? A questo punto sì, ci mancherebbe, dopo che abbiamo fatto 30 dobbiamo fare 31. Fortunatamente abbiamo vinto anche questa partita, è stata una bella battaglia calcistica decisa da un episodio. Speriamo vada ancora bene, ancora abbiamo altre 2 finali per affrontare i playoff da protagonisti e speriamo accada qualcosa di buono. È stato un bel rush finale, un crescendo con 10 partite di fila di vittorie. 10 vittorie di fila, non ci credeva nessuno, ma partita dopo partita abbiamo messo in campo grinta e siamo riusciti a portarle alla fine e a vincerle tutte e 10. Ma non è che volete vincere il campionato, magari con i playoff? Ancora non lo vogliamo dire, però dopo che siamo lì dobbiamo provarci, speriamo bene. Una bella realtà che stiamo formando da quest'anno, anzi dall'anno scorso, con tutti i ragazzi locali che lavorano e poi la sera si vengono a divertire. Stiamo facendo un bel campionato nel girone di ritorno, questa è la 10ª vittoria consecutiva che facciamo. Siamo, credo, matematicamente nei playoff, ci divertiamo, giornate all'insegna del divertimento, perché è giusto anche dare sfogo a chi non ha tempo, a chi non ha potuto giocare anche nel Pro Favara per motivi vari, dare una valvola di sfogo a questi ragazzi che si stanno comportando davvero bene e che ci stanno veramente facendo sognare con delle bellissime partite e ci stanno dando davvero delle belle soddisfazioni. Dicevi che è stato un bel campionato. Sì, siamo partiti un po' così, però poi sono rientrati dei ragazzi e da quel momento in poi abbiamo ingranato la quinta e abbiamo fatto, come ti ripeto, questa è la 10ª vittoria consecutiva, nel giorno del ritorno non abbiamo perso nemmeno una partita né pareggiato e adesso la maggiore soddisfazione è quella di vincerle tutte, così magari facciamo un record per questa categoria. La prospettiva è quindi il salto di categoria? Ma l'appetito viene mangiando e se siamo là, dico, ormai ci dobbiamo tentare. È anche una soddisfazione per noi dirigenti, per la scuola calcio e anche per i ragazzi, per i sacrifici che hanno fatto.